Un cordiale saluto a tutti i nostri carissimi telespettatori e ben ritrovati con Target in questo nostro studio virtuale che ormai ci accompagna da 2 mesi, insomma, da quando è iniziata l'emergenza Covid-19. Abbiamo fatto di necessità virtù e grazie a queste nuove tecnologie abbiamo creato uno studio virtuale di Target dove io sto a casa mia e i miei ospiti stanno a casa loro e tutti ci ritroviamo qui a parlare con quelle naturalmente che sono le argomentazioni che di volta in volta scegliamo e in relazione anche a chi sono i miei ospiti. Oggi è una puntata particolare e lo vedrete sicuramente appena vi presenterò gli ospiti, perché parleremo di giornalismo ai tempi del Covid, di come i miei colleghi hanno affrontato la situazione emergenziale, ma di come hanno svolto il proprio lavoro anche con le notizie tra virgolette che diciamo sono normali. Di questo ne parlerò innanzitutto con il mio direttore Arturo Cantella, direttore di Televisione Agrigento, che insomma ci conosciamo da 40 anni, forse è meglio non dirlo perché poi l'età avanza, e da sempre abbiamo collaborato, anzi io ho collaborato con questa prestigiosa emittente che è Televideo Agrigento. E a proposito di direttori, c'è un altro mio direttore che è Franco Pullara, è il direttore di Sicilia On Press, il giornale online che ha fatto anche lui di necessità virtù, facendo diverse dirette per quanto riguarda anche il video e non solo la notizia scritta. Parlando di giornalismo in tutte le sue sfaccettature, non potevo che avere tra i miei ospiti un luminare della comunicazione, del giornalismo, dell'immagine, insomma di tutto quello che è il mondo scritto, visto, letto ed ascoltato. L'illustrissimo professor Francesco Pira, grazie della presenza, e poi altri due miei graditi colleghi, carta stampata prima e giornale online ora, anche perché insomma sia le grandi testate giornalistiche hanno tutti il riferimento online e molte sono rimaste anche carta stampata. Filippo Cardinale, eccolo qui, per quello che è il diciamo è stato e è ancora carta stampata, ma quello che è giornale online, e poi quello che è ancora carta stampata, ma lui forse già da tempo è attivo direttamente sul sito ufficiale in internet del giornale La Sicilia, Fabio Russello. Questi sono i miei graditi ospiti. Buonasera a tutti. E allora andiamo subito con la scienza. Professore Francesco Pira, abbiamo fatto di necessità virtù, ci siamo attrezzati. Certo, non è uguale ritrovarci in uno studio televisivo, ma va bene anche questo. Le tecnologie, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Le tecnologie sicuramente servono a modificare quelle che sono le comunicazioni e accelerarle. Il processo che si è attivato nell'ultimo periodo è quella di una tecnologia della sopravvivenza, così come è stata ridefinita anche a livello scientifico, una tecnologia che ci è servita per tamponare l'impossibilità di vederci di persona e di fare tutto di persona. I giornalisti hanno dovuto anche lavorare su questo. Devo dire che per i giornalisti non è stato un periodo facile, perché è stato forse il periodo più difficile, perché durante l'emergenza Covid e ancora oggi devono dribblare quotidianamente le fake news e quindi devono cercare di distinguere quali sono le notizie vere da quelle false, con tutto quello che è accaduto in quest'ultimo periodo. E i giornalisti e il giornalismo hanno dato ampia prova di grandi capacità, soprattutto quando hanno sviluppato inchieste e momenti di confronto che sono stati di alto livello. Quindi io penso proseguiremo in questo discorso, Francesco, perché volevo anche introdurre diciamo il lavoro degli altri colleghi, anche se so insomma che Fabio Russello praticamente non è che ha avuto molto modificata la sua vita di giornalista. Fabio? No, in realtà io ci sono abituato perché
si può dire che sono quasi un precursore, perché quando 5 anni fa il direttore del mio giornale, Antonello Piranio, che poi sarebbe diventato direttore successivamente, mi ha chiesto di occuparmi insieme ad altri colleghi del sito internet che abbiamo praticamente rifondato 5 anni fa, mi chiese di partecipare a questa avventura. Noi abbiamo un sistema editoriale da diversi anni che consente a chiunque di poter intervenire anche sulle pagine del giornale, che poi il giorno dopo uscirà sulla carta, e intervenire anche di carta. Ora, siccome ovviamente la redazione centrale del sito è Catania, ma essendo io agrigentino e avendo una famiglia da queste parti, per me viaggiare tutti i giorni tra Canicattì, dove abito, e Catania sarebbe stato un problema. Allora l'editore mi ha consentito di poter svolgere il mio lavoro di smart working da casa da ormai molto tempo. Quindi per me, da questo punto di vista, non è cambiato granché. Però Precursore allora di questa nuova, insomma, anche se strategia. nello smart working ci sono ovviamente i pro e ci sono i contro, E li però analizzeremo anche in corso di questa trasmissione. E chi era sempre online è naturalmente il giornale che nasce online, ovvero un giornale che non è cartaceo, si può vedere e si può leggere online, ma anche in questo particolare momento ha dovuto fare un po' delle variazioni. Franco Pullara, è stato così per Sicilian Press? È stata un'esperienza esaltante, perché ci ha impegnato 24 ore su 24, specialmente all'inizio dell'epidemia. Dovevamo veramente triplare, come dice il professore Pira Francesco, sulle notizie vere e false, ma anche sulle fonti autorevoli dovevamo triplare, perché spesso si smentivano, i dati non corrispondevano. Filippo Cardinale ne ha fatto una battaglia di queste cose. Comunque è stato un lavoro che abbiamo fatto meraviglioso. Io sono veramente soddisfatto per aver dato ai nostri lettori la migliore informazione rispetto al continuo scremare le notizie. Ripeto, fonti autorevoli, però le notizie molto spesso andavano in contraddizione, quindi dovevamo limarle, dovevamo dare il massimo, cercando di dare prudentemente le notizie più certe possibile. Comunque è stata, ripeto, un'esperienza bella, perché noi giornalisti consumiamo una notizia nel giro di pochi giorni. Questa l'abbiamo consumata in 3 mesi, e quindi un'attività lunga che ci ha tenuti fermi al lavoro per il rispetto che abbiamo tutti noi, e qua siamo tutti giornalisti di lungo corso, al rispetto dell'informazione e al massimo rispetto per i nostri lettori. Filippo, e naturalmente andare però sul posto per la notizia, andare a fare l'intervista, a controllare, a vedere, a verificare, insomma, questo un po' ci è mancato, no? Sì, intanto devo fare una piccola premessa, è che vedendo gli amici Franco Pullara, Fabio Russello, mi viene in mente la mia palestra che è indimenticabile, che è stata la Sicilia. Una palestra di esperienza che mi ha formato moltissimo e continua ancora adesso, perché è vero che sono da 11 anni online, ma il mio giornale io lo considero una carta stampata online, perché a me piace scrivere, quindi uso sempre i testi. Fatta questa premessa, ho scoperto un nuovo mondo. Io ho sempre immaginato, è stata sempre una mia passione, no? E se fossi stato un professionista, mi sarebbe piaciuto essere un inviato di guerra, andare sul posto. Questa è stata l'occasione, così mi sono sentito, così ho percepito il clima che tutti abbiamo respirato, di essere in guerra, e specialmente voi tutti lo ricordate, dove sono io, a Sciacca, è stato l'epicentro di un focolaio importante. Vi ricordo che per i primi 3, 4, 5 giorni la città di Sciacca, rispetto a tutta la Sicilia, era secondo solo all'intera provincia di Messina, di Catania, scusate, per quantità di contagiati, perché c'è stato il focolaio all'interno dell'ospedale. E allora si respirava, io respiravo
tutta l'area di spavento che c'era e si viveva a Sciacca, convinto che tra l'altro da un giorno all'altro si potesse passare alla zona rossa, perché eravamo paralleli agli amici del nord. Il rischio era sinceramente grosso. Microfono Giuseppe. Sì, hai visto che il direttore serve, diciamo. Ci racconterai questo anche fra un po', Filippo, anche perché volevo che poi voi magari mi raccontaste qualche episodio particolare, qualche nanetto, come diceva ai tempi dell'altra domenica il buon Frassica, qualche aneddoto, insomma, di quello che magari è successo di più curioso in questi 2 mesi, anche perché volevo sentire adesso il mio direttore Arturo Cantella, nel senso che, insomma, le interviste anche in televisione sono state fatte con questo metodo della videoconferenza, della chiamata o di Skype o di StreamYard o comunque di quelle che sono le diavolerie che la scienza moderna ci ha messo a disposizione. Arturo. Ma intanto volevo ringraziare i colleghi che hanno partecipato a che stiamo partecipando a questa iniziativa, perché mi fa piacere, e poi devo ringraziare anche te, Giuseppe, perché attraverso un veloce interscambio che quotidianamente abbiamo era giusto dedicare questa puntata di Target, visto che siamo nella fase 2, a chi, diciamo, ha lavorato costantemente nel giornalismo. Avremmo voluto invitare tanti altri colleghi meritevoli ugualmente, però per esigenze di schermo, di spazio, di sistema ci siamo dovuti limitare. Magari ne potremmo fare un'altra con gli altri colleghi. Bene, superata questo mio primo saluto, volevo dire che è stato sicuramente un'esperienza che dopo 40 anni di televisione, ricordo che noi fondammo TV nel 1980, il giorno della Pasquetta, nessuno si poteva mai immaginare che nel 2020 potevamo attraversare questo momento. Quindi è stata un po' una rivoluzione nel modo di fare il giornalismo televisivo, perché noi siamo abituati a uscire con le telecamere, andare alle conferenze stampa, andare a fare le interviste tra la gente. Tutto questo non è stato più possibile farlo, e quindi ci siamo in un certo senso un po' trovati smarriti i primi giorni. Vorrei ricordare a me stesso, ma anche ai colleghi, una battaglia che abbiamo fatto i primi giorni per avere questi benedetti dati Covid-19 dell'ASP di Agrigento. Ricordo personalmente, su mandato di tutti i colleghi, che ho fatto una trattativa con la prefettura, ringrazio la dottoressa Vaccaro, e siamo riusciti finalmente, dopo una serie di telefonate, interlocuzioni, perché ricordiamo che la prefettura era, diciamo, invalicabile per via del Covid, ci dovevamo sentire solo con le videoconferenze perché non c'era più l'accesso agli uffici pubblici. E allora, attraverso questa situazione, il prefetto di Agrigento ci dava i dati. Vedete che cosa? L'ASP, nonostante i nostri tanti solleciti, non riuscivamo a interloquire con l'ASP e avere un dato di che cosa dovevamo parlare nel Covid. La cosa principale del Covid, sentivamo questi numeri che venivano da Milano, da Bergamo, da tutta Italia, e noi ad Agrigento non potevamo sapere quanti erano i malati, e questa era una cosa terribile. E allora siamo riusciti finalmente, tramite il prefetto Caputo, che ringrazio tantissimo, lui ora è andato via, quindi è in un'altra città, per cui siamo riusciti a dare questi dati. Poi finalmente, dopo una serie di insistenze, siamo riusciti ad avere questi dati, che il prefetto ha capito che erano tante le emergenze, lui doveva stare con noi ogni giorno un'ora e mezza per questi dati, per cui chiaramente finalmente abbiamo aperto questa porta dell'ASP, e l'ASP così dopo un po' di tempo ci ha dato questi dati. Ecco, questo è giusto per con questo con questo ricordo che tu hai avuto, Arturo, proprio ci hai introdotto in quella che è lo spirito della trasmissione di oggi, Target, ovvero, diciamo, questo modo, ma anche queste difficoltà riscontrate per interfacciarsi con i nostri interlocutori. E dire che, professore Pira, dovevamo essere abituati a questo nuovo modo di giornalismo, no? La carta stampata è purtroppo in grande decadenza,
l'emergere dei giornali online, la TV che si è adeguata e le grandi testate che anche loro hanno la finestra sul mondo con internet. Ma io penso che tutto in grande trasformazione. Gli americani ci dicono che nel 2025 non ci sarà più la carta stampata, che tutto sarà online. La televisione e la radio hanno capito le grandi potenzialità della rete e hanno cercato di creare un sistema di comunicazione integrata per riuscire a utilizzare al meglio la potenzialità delle nuove tecnologie. Ci sono due ragionamenti che vanno fatti. Uno è legato a quanto i giornalisti si sono messi in discussione per affrontare questo cambiamento epocale, la trasformazione, diciamo, dall'analogico, no? Arturo mi ricordava, anche io ho avuto come palestra la Sicilia per un certo periodo, poi ho collaborato anche con altre testate e ancora oggi sono onorato di collaborare alle pagine culturali della Sicilia. Diciamo, la trasformazione dall'analogico al digitale, da quello che poteva essere costruito in broadcasting e quello che invece ha permesso ad ognuno di noi quasi di essere un giornalista. Qualunque cittadino può registrare un video e può dire la sua. E questo ha generato tutta una serie di fenomeni che certamente hanno cambiato il giornalismo. Dove sostanzialmente è cambiato tutto? È cambiato in questo, diciamo, percorso di disintermediazione, cioè oggi non c'è più soltanto il giornalista che fa la domanda, il politico, il calciatore risponde. Oggi il politico e il calciatore preferiscono scrivere sul loro profilo Facebook, Twitter o fare una storia su Instagram rispetto a invece parlare con un giornalista e quindi confrontarsi. Per cui il giornalismo ha capito tutto questo e ha dovuto ricominciare da capo. Gli editori stanno cominciando a capire quello che sta accadendo. E poi c'è un altro problema che nella tua domanda in qualche modo hai fatto comprendere. Oggi c'è un problema molto serio legato all'ambiente, cioè la carta non si potrà più utilizzare perché non ci sarà più, perché c'è un depauperamento, c'è diciamo un elevato costo della stessa carta, per cui penso che andremo sempre di più verso un sistema ipertecnologico. Dobbiamo però stare molto attenti. Non togliere la carta, per favore, no, non me la togliere la carta, perché io per esempio non ho mai letto un libro sull'ebook. Se me lo leggo un giornale, un qualsiasi cosa, non lo voglio leggere cartaceo, anche se è da diverso tempo ormai, diciamo, ti abituerai, non ti preoccupare. Ma vedi, una cosa è leggere la notizia, tant'è che io, per esempio, le notizie, quelle che poi diventano lunghe, diciamo più che una terza pagina o comunque un qualcosa di approfondimento, nel cellulare poi mi stanco a leggere. Io nel cellulare, quindi nel giornale online, vedo sicuramente la notizia, non dico breve, ma già che ti descrive quello che è successo e basta, senza andare, non lo so, se dovessimo fare un paragone con il giornale cartaceo, massimo 35 e 40 righe. E anche questo lo spirito del giornale online La Sicilia. Fabio Russello. Il microfono Fabio. Eccomi, sì, scusate. Io ho ascoltato molto e secondo me vi è una differenza che è fondamentale, cioè tra fare un giornale che è online e fare quello che è sulla carta. E per esempio, un esempio, e sul quale sicuramente il professore Pira sarà più bravo di me, è sulle fake news. Tanto è vero che se per esempio se voi fate un caso, non esiste e non può esistere nessun giornale cartaceo che si dedichi esclusivamente alle fake news, perché sul giornale cartaceo dai la notizia ma spieghi, approfondisci, perché hai lo spazio, hai più tempo per poterlo fare. Sul web naturalmente l'utente del web vuole la notizia perché vuole sapere tutto e subito, ma subito significa in pochi secondi, senza l'approfondimento. Quindi se poi noi leggiamo sul web, come sicuramente in queste settimane vi è capitato, i vaccini che hanno i metalli pesanti o il Covid provocato dalle reti 5G, eccetera, eccetera, questo lo potrete leggere solo su alcuni siti internet che si possono fare velocemente, cioè in 5 secondi
puoi andare in rete facendoti un sito, scrivendo qualcosa che non ha assolutamente nessuna base scientifica e approfittare da quello che purtroppo è una piaga del nostro tempo, che è l'analfabetismo funzionale. L'analfabetismo funzionale che non è legato al titolo di studio naturalmente, è legato alla scarsa, a volte assente capacità di comprendere quello che si sta leggendo. E questa è una piaga che non inficia soltanto la qualità dell'informazione, ma inficiando la qualità dell'informazione rischia di inficiare la stessa democrazia. Su questo il professore Pira sicuramente ha elementi più scientifici da spiegare rispetto a quello che posso dirvi io. Perché noi per questo noi dovremmo stare più attenti allora a quello che scriviamo, oltre che a quello che leggiamo. Perché se lo spettatore o comunque il lettore ha fiducia in lasicilia.it, quello che scrive la Sicilia per lui è vero, insomma. Tant'è vero che soprattutto online c'è una dinamica che è particolare. Ovviamente online, siccome noi purtroppo abbiamo la dittatura dei grandi motori di ricerca, soprattutto Google. Se tu una notizia la dai dopo 5 ore, da un punto di vista, come dire, volgarmente chiamiamolo così, del click, è praticamente la stessa cosa, è come se tu non l'avessi mai data. Perché se tu la dai dopo 5 ore, la notizia ormai nessun motore di ricerca questa notizia la indicizzerà con il tuo sito. Naturalmente bisogna riuscire a coniugare la necessità della velocità della pubblicazione con la necessità che resta fondamentale per chi fa il nostro mestiere, cioè giornalisti, di verificare la notizia e la fonte della notizia. Io dico sempre, per esempio, che è meglio scrivere una cosa esatta per ultimi piuttosto che una scemenza per primi, ad esempio. Ma tu hai avuto difficoltà nel continuare, nel proseguire il tuo lavoro in questo ambito di ristrettezza che l'emergenza Covid ci ha creato? Insomma, confezionare una notizia è stato più difficile, Fabio? Ovviamente devi mettere particolare attenzione perché sai bene che su un sito come il nostro che viaggia intorno, come dire, una notizia, diciamo il traffico giornaliero che può essere anche superiore ai 250.000 utenti al giorno, tu capisci che se scrivi una notizia che ha a che fare con il Covid, ad esempio, ma scrivi una inesattezza, rischi di influenzare la visione del problema da parte del tuo lettore. Cioè ti faccio un esempio banalissimo, cosa che da noi non è capitata, però tutti certamente vi ricorderete di quando il presidente Trump disse in una conferenza, il presidente americano Trump disse in una conferenza stampa: ma scusate, perché non facciamo una iniezione di candeggina endovena ai malati? A noi sembra una cosa folle, assolutamente folle, destituita da qualunque fondamento scientifico, ma purtroppo in America ci sono state alcune decine di persone che hanno provato a farlo. Ovviamente se tu ti inietti sostanzialmente candeggina nelle vene, diciamo, certamente non guarisci dal Covid, ma piuttosto rischi di morire. Quindi quando si scrive una notizia, soprattutto che ha a che fare con la salute, perché tu puoi sbagliare o puoi scrivere un'inesattezza nel raccontare, che ne so, un agguato di mafia, un incidente stradale, un dibattito politico, eccetera, eccetera. Ma sulla salute sbagliare, scrivere una inesattezza può essere pericolosissimo. Quindi, da questo punto di vista, in emergenza Covid bisogna fare il quadruplo dell'attenzione. Franco Polare, hai avuto tu particolari difficoltà nel produrre il giornale, quindi nell'avere direttamente la notizia, come dicevo anche per Fabio, di confezionarla? Certo, le difficoltà ci sono state notevoli, però vorrei tornare indietro nel ragionamento fatto da Francesco Pira e da Fabio Rossello per quanto riguarda gli approfondimenti degli articoli online. Ecco, chi viene da una formazione della carta stampata come io, come Filippo Cardinale, come Peppa Moscato, non se ne libera facilmente perché continuerà a fare quel giornalismo online e quindi andiamo a cercare la notizia e la diamo con tutti gli approfondimenti
perché così deve essere, perché deve essere così. Molto spesso, Peppe me ne darà atto, io vado dietro ai numeri quando i rettori, quando mi ferma sempre dicendomi che non gliene frega niente, perché quella che è importante è la qualità, e devo dire che sono d'accordo con lui. Io da direttore devo seguirli questi numeri, però è pur vero che bisogna puntare alla qualità dell'informazione, che deve essere perfetta il massimo possibile, non deve essere omesso assolutamente nulla, ma assolutamente nulla. Ed è un lavoro di ricerca, è un lavoro che in un periodo del genere, quando non puoi uscire di casa, non puoi andare a verificare di presenza, quanto i funzionari rispondono e non rispondono al telefono, quanto c'è qualcosa di grave, di solito non rispondono al telefono, così tolgono il disturbo del pensiero, tutto diventa in salita e tutto diventa difficile. E noi abbiamo dimostrato, dico noi, nel senso di noi colleghi giornalisti della provincia di Agrigento, abbiamo dimostrato un grandissimo spirito di attaccamento alla nostra professione in questi 3 mesi. E lo diceva poco fa Arturo. Arturo stava raccontando una pagina del giornalismo agrigentino. Noi abbiamo fatto quelle cose, abbiamo lottato per ottenere per i nostri lettori la migliore informazione, restando sul campo sempre. Io mai mi sono stancato come in questo momento, assolutamente mai, perché bisognava stare sul pezzo 24 ore su 24, e quindi se c'è un caso positivo subito a Ribera o a Sciacca o a Favara bisognava darlo non tanto perché la notizia va indicizzata su Google e cosa, c'è il rispetto della gente, la gente deve sapere che c'è un caso positivo e deve porre maggiore attenzione nelle azioni quotidiane, deve difendersi da quel virus. Abbiamo fatto un lavoro veramente altamente sociale, certo, ora ritorniamo, noi abbiamo fatto numeri spaventosi come giornali, io mi sono visto decuplicare la quantità di lettori nel nostro giornale, non dico la cifra perché difficilmente qualcuno mi crederebbe, allora non la dico. Comunque è stato super letto, era la notizia che interessava, e questo fatto di leggere, noi che veniamo dalla carta stampata sappiamo quante copie di giornale sono vendute nella provincia, e vedere questo numero di lettori fa ben pensare a un avvicinamento delle persone alla lettura, comunque alla lettura. Faccio rientrare, scusa Franco, che io faccio sempre il cattivo quando sono a Target, faccio sempre il cattivo. Faccio rientrare qui il professore, l'illustrissimo Francesco. E lo stare a casa, non poter uscire, ha determinato una maggiore fame di notizie, Francesco? Ci sono, diciamo, noi siamo passati dalla prima fase dei primi giorni di marzo, quindi il 10, il 12, quando è scoppiato tutto e ci hanno detto che c'era il lockdown, siamo passati a questa prima fase di infodemia, cioè di esplosione di notizie, ed i numeri, io ci credo ai numeri che diceva Franco, perché è vero, perché c'è stata proprio questa fame di notizie, alla psicodemia, al dramma del contagio, per cui tutti hanno pensato che c'era qualcosa. Io non credo che i giornalisti fossero limitati, poi potevano scegliere di non uscire da casa, ma erano autorizzati ad andare sui posti, a fare i servizi, li potevano fare con tutte le cautele del caso, cioè cercando di salvaguardare la propria salute e la salute di altri. Tanto è vero che ci sono stati anche dei contagi anche di giornalisti della RAI, di media, ci sono stati dei momenti anche di tensione rispetto a questa cosa. Dai tuoi studi Sì. Tu hai potuto notare se l'utente aveva predilezione di una tipologia di fonte giornalistica o di un'altra, cioè per esempio la televisione piuttosto che la radio, o l'immediatezza del giornale online sul suo telefonino? Allora, diciamo che il giornale online diciamo, la notizia consumata sullo smartphone è quella che ha funzionato di più, anche perché non dobbiamo dimenticarci che buona parte delle notizie venivano replicate attraverso la messaggeria veloce di Telegram o di WhatsApp, e molte delle fake news giravano su questo. Io voglio fare un esempio di fake news rispetto a quello che diceva prima Fabio. Sì, Fabio, sì, rispetto a Trump. Anche quella è stata una cosa che è stata raccontata in un certo modo, cioè Trump ha avuto un'uscita infelice, ma questa non è
diciamo, una notizia. Ha detto durante una conferenza stampa: io da cittadino comune mi chiedo se per caso non iniettiamo il disinfettante, se non riusciamo a fermare questa cosa. C'era un medico presente in conferenza stampa e ha detto immediatamente, dice: guardi che questa cosa non è praticabile, non è possibile, e la cosa sembrava essersi fermata lì. Naturalmente è stata ribattuta immediatamente ed è arrivata in tutte le parti del mondo. Tra l'altro c'era stato un pastore di una religione, non mi ricordo quale, che aveva detto che si poteva tentare questo esperimento col disinfettante, per cui alcuni giornalisti hanno fatto 2+2 ed è partita questa grande bufalona, diciamo, mondiale. Quindi il tema vero qual è? Che i giornalisti oggi, e su questo ha ragione tantissimo Franco Pullara, i giornalisti oggi più che mai, e l'ha detto anche il direttore Cantella, oggi più che mai devono rivendicare il loro ruolo e devono argomentare nel momento in cui sanno che quella notizia può essere vera, non verosimile, perché questo è il grande tema. Ci sono delle notizie che sono delle fake news che sono costruite talmente bene che sembrano verosimili. Vi ricordate l'audio WhatsApp che è arrivato dalla protezione civile, che sarebbero passati gli elicotteri con i disinfettanti e tutti si sono preoccupati perché stavano rovinando i panni che erano stesi al balcone? Ecco, capite perfettamente che ci sono delle bufale che sono talmente bufale che sono impossibili da credere, anche se possono essere confezionate in maniera verosimile. Sulle fake news voglio dire una cosa che è importante, Sì, perché sì, io su questo ci studio da 2 anni e mezzo. Diciamo che è il tuo pane quotidiano ultimamente. Esatto, il governo e persino il Copasir, che è il comitato interministeriale dei servizi di sicurezza, ha detto: attenzione, in questo momento ci possono essere degli stati stranieri che possono immettere sul mercato delle informazioni fake news per danneggiare l'identità italiana, per danneggiare l'identità spagnola, per danneggiare l'identità tedesca. Quindi su questo voi capite che ci sono interessi che sono altissimi, altissimi, e sono interessi economici, interessi per danneggiare la scienza, interessi per danneggiare la politica. Il microfono, Peppe. Grazie Francesco, ti hanno tirato un po' in ballo un po' tutti, Arturo, diciamo anche perché sei l'esponente principe della televisione in questo momento, e tu in molti casi non sei uscito, ti abbiamo visto certe volte con la mascherina e col microfono lungo per evitare le distanze, hai dovuto anche tu fare di necessità virtù, però insomma l'intervista telefonica o l'intervista su Skype non è che rende poi tanto, dai. Allora, no, vorrei continuare, diciamo, la mia esperienza, voglio dare la mia esperienza. All'inizio è stato difficilissimo, perché all'inizio io uscivo con la telecamera, la mascherina, i guanti, però, diciamo, ero un po', tra virgolette, leggero. Poi, perché non credevo, ecco, personalmente, che il fenomeno potesse raggiungere queste dimensioni. Poi a un certo punto, dietro sollecitazioni di mia moglie, dei miei figli, di mia mamma, insomma, familiari, e vedendo quotidianamente questi dati che aumentavano giorno dopo giorno, mi sono dato una calmata, perché effettivamente... E poi un altro aspetto che mi ha molto dato a riflettere sul fatto che mi dovevo calmare è che nei giorni in cui è iniziato l'isolamento, io andavo da alcuni amici miei, non lo so, intervista al pediatra, intervista ad alcune personalità, e vedevo che mi guardavano con una certa diffidenza. Allora lì il campanello d'allarme mi è suonato. Allora dico: dobbiamo cambiare sistema, perché la mia presenza diciamo esterna non era gradita, quasi quasi ero un intruso. E allora ho perso qualche giorno di tempo per aggiornarmi anch'io con Skype, con i social, perché c'avevo Skype, ma è che non lo usavo Skype da una vita, per cui perché Skype? Perché Skype mi consentiva la registrazione dell'intervista, e così finalmente dopo una settimana di disturbare vari amici, l'account l'avevo perso, insomma, perché non potevo chiamare il mio amico esperto tecnico
che mi veniva a aggiustare il computer. Quindi dovevamo fare tutto con il Supremo, lui entrava nel mio computer, mi sistemava le cose, insomma finalmente abbiamo risolto il problema, abbiamo preso consapevolezza che non si poteva uscire, non c'era nulla da uscire, non ce n'erano iniziative per cui pubbliche che giustificavano l'uscita. Ricordo una volta ci chiamò la polizia perché donavano un aggeggio, un regalo all'ospedale, volevano che ci andavamo a fare l'intervista. Cioè, ti immagini tu, noi andavamo all'ospedale dove in quei giorni c'era stata, ricordiamolo, tutta quella polemica sul centro Covid ad Agrigento, c'è chi non la voleva, c'è chi non la voleva, rischiosissimo, per cui anche questo fa parte dei nostri ricordi, magari poi ce li dimenticheremo, come abbiamo dimenticato quelle domeniche dell'austerity quando non si usciva con le macchine, no? Un ricordo, ve lo ricordate? Per cui insomma si è cambiato modo di fare informazione, però ci siamo riusciti, ci siamo dati verso, abbiamo visto il rapporto che avevamo con i sindaci che quotidianamente ci davano le informazioni anche via Facebook su quello che succedeva nei vari comuni, sulle sanificazioni che facevano, insomma ci siamo attrezzati e alla fine ci siamo riusciti e penso che la televisione resta sempre il punto di riferimento importantissimo, perché io vedo a casa mia, lo vedevo insomma nei miei familiari, la televisione si arrivava la sera e volevamo sentire, sapere, vedere le immagini di quei camion dell'esercito con tutte quelle bare di morte, cioè non c'è social che tenga, quelle immagini resteranno nella mia memoria per sempre. Bene, giusto che Arturo difenda la televisione, ma anche così, cioè magari l'immediatezza della notizia del giornale online, te lo leggi e te lo vedi subito sul telefonino, però poi la televisione ti entra in casa. E a proposito di numeri... Scusa Peppe, ognuno sì, certo. Una cosa sola voglio precisare, sì. Qui non c'è una rincorsa a Facebook online. Assolutamente, non c'è una guerra, non c'è una guerra. C'è un ruolo importantissimo e bisogna farlo nel migliore dei modi. Ognuno di noi ha la sua fetta, il suo segmento informativo e bisogna saperlo fare nella maniera più onesta e intellettualmente possibile. Sì, sono con te, condivido direttamente. Filippo, all'inizio mi ricordo insomma che, e qui possiamo anche entrare nell'aspetto che dicevo io per quanto riguarda raccontare qualche aneddoto o comunque qualche cosa, che per esempio le prime dirette che abbiamo fatto con il signor prefetto, che lui la mattina, ti ricordi, ci comunicava i numeri, non quadravano mai, e ricordo che tu avevi lì la tabellina pronta a dire: signor prefetto, ma qua non va. Allora, un aspetto che mi fa sorridere ancora oggi, ma anche voi, è che io si parlò di saggezza e il prefetto Caputo associò alla mia età, alla sua età, anche quella di Don Carmelo Perrone, insomma, per cui c'è anche una differenza anagrafica fra me e Caputo, che siamo quasi coetanei, anzi no, un anno più grande di Caputo, ma con Don Carmelo fu messo nella fascia ad alto rischio Covid per l'età. Non gli competeva quel segmento, assolutamente. Sì. Ora ritorno là perché mi piace sottolineare alcuni aspetti che ho segnato perché ho preso spunto da voi. Innanzitutto a me piace la bufala e sono sostenitore della bufala, e questa è stata l'occasione, la pandemia, per fare capire ai lettori che la vera bufala è la mozzarella, quella stupenda campana, e quella va mangiata e va a seguire. Tutto il resto è roba da mettere nel cestino. Una delle cose dalle quali ho tratto esperienza, sarò brevissimo, in questo periodo, è che è stato necessario aumentare la qualità del giornalismo, e siamo stati bravi. E questo ha dimostrato che c'è una netta differenza tra fare il giornalismo e inserire le veline, insomma, cioè non tutti possono fare il giornalista, parliamoci chiaramente, quindi è necessario studiare, è necessario approfondire, perché altrimenti si rischia di esporre i propri limiti.
Un'altra esperienza è che tutti noi, credo, ne sono convinto, abbiamo fatto tesoro, perché c'erano un'infinità di notizie. E allora la notizia andava data, ma nello stesso tempo andava pesata, nel senso che lì c'era la responsabilità nostra e di giornalista con la G maiuscola. La notizia senza creare quella ansia particolare, quell'allarmismo, spiegare il particolare momento, spiegare ciò che era interessante dal punto di vista del comportamento, ma mai abbiamo pensato di trattare questo periodo come normalmente si possono trattare altre notizie. Altro aspetto positivo che ho tratto è che non si vive di sole politica. In tempi normali le nostre redazioni sono riempite da comunicati stampa di litigi dei politici da una parte e dall'altra. Quindi in questo periodo tutto questo è mancato. Ma a che cosa è servito? A farci disintossicare, ma nello stesso tempo a stimolarci a ricercare, ad approfondire, a trattare altri argomenti, a non essere presi dal ritmo. Poi ho sempre sostenuto il gioco di squadra, non ho mai guardato ai miei numeri, sono importanti, ma non ho mai guardato a me stesso. E ci sono colleghi lì in studio, in questo studio, con i quali io collaboro, ma anche con la televisione di Sciacca, ho un rapporto straordinario, ma che va al di là della gelosia della notizia, perché io considero che se la notizia, quella giusta, quella vera, raggiunge più persone possibile, abbiamo fatto il nostro dovere, perché non è una questione di vendita, io vendo di più, vendo di meno, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è primario insegnare o stimolare il lettore a leggere. Altra cosa di questo periodo, poi passo alla conferenza stampa, è che ci è servito veramente per rendere il nostro lavoro artigianale e non seriale, non di produzione di massa. Questo appunto perché abbiamo dedicato più tempo, abbiamo capito il valore dell'informazione che noi stavamo dando, abbiamo capito il nostro ruolo, che è cosa diversa, anni luce, una distanza cosmica rispetto al prendere e mettere notizie senza valutarle, senza pesarle per bene. L'esperienza bellissima è stata, ecco, come esempio di gioco di squadra, è quella famosa videoconferenza di cui parlavi tu col prefetto. Quindi avevamo sete di avere notizie, di dati, la cosa essenziale. Nacque lì l'esigenza e il prefetto stesso, abbiamo visto tutti la difficoltà, gliel'abbiamo letto in volto, di avere queste notizie. Finalmente l'ASP si decise a mandare il report. Poi scrissi io che era necessario perché avevamo sempre un numero un numero in crescita, per cui la nostra provincia, come del resto succede nelle altre, dava sempre malati, nessuno guariva. Alla fine suggerì, ma con lo sforzo che abbiamo fatto tutti dalla conferenza col prefetto alla fine, a me piace parlare a plurale, alla fine abbiamo ottenuto dall'ASP di Agrigento, che ci ha ringraziato, un report che completa addirittura ora di grafici, per cui ha formato altre colonne, non c'è più un dato omogeneo, ma c'è il dato storico, ci sono i guariti, ci sono i decessi, ci sono quelli che sono attualmente in ospedale. Abbiamo avuto, diciamo che Filippo Cardinale e gli altri hanno contribuito a rendere migliore l'informazione dell'ente ASP. Ma ce n'è voluto però, ce n'è voluto che ti ricordi, ma devo dirti poi l'importante alla fine è riuscirci che l'ASP stessa ha ringraziato e si qualifica rispetto alle altre ASP, perché effettivamente diffonde, dirama un report che dà conto nei dettagli, tant'è che la situazione a Sciacca continuavamo ad avere ancora 26, ma possibile mai che nessuno mai guarisce? Assolutamente. Ora siamo arrivati a 3 contagiati, c'è una differenza
la lotta mia era ben altra, però lungimirante anche a livello siciliano. Dare i numeri reali, siccome siamo stati baciati dalla fortuna, noi del sud, noi in Sicilia, ad avere pochi casi importanti, cioè non abbiamo nulla a che vedere con il nord, ma questo serviva per trasmettere un messaggio a tutto il mondo che serve ai fini turistici, cioè venite in Sicilia perché c'è il mare, c'è la storia, c'è l'arte, ci sono i musei, c'è una buona gastronomia assieme all'eno, ma soprattutto si respira aria sana e insomma la percentuale di contagiati è veramente molto bassa. Bene, io vorrei adesso continuare su questa scia chiedendo magari a ognuno di voi di raccontarmi un po', insomma, un aneddoto, un qualcosa di curioso che insomma, ha assistito o comunque di cui è stato protagonista in questo frangente, in questa situazione di emergenza Covid-19 per quanto riguarda magari, ripeto, una curiosità del fatto o un qualcosa che ci fa ancora sorridere. Fabio, ti viene in mente qualcosa? Ma io ricordo qualche tempo fa, noi pubblicammo sul nostro sito una notizia che che sostanzialmente era anche entrata automaticamente, nel senso che noi non c'entravamo poco, perché noi poi abbiamo degli accordi con delle agenzie di stampa dove le notizie di carattere, come dire, internazionale entrano automaticamente nel nostro sito nella sezione Mondo. Praticamente è successo che a un certo punto, credo l'ADN Cronos, adesso non ricordo, comunque pubblicammo la notizia di un gatto che era risultato positivo al Covid. Ovviamente è una notizia che l'ADN Cronos è un'agenzia molto seria, quindi evidentemente è accaduto, cioè quindi non è la fake news. Però praticamente noi ci accorgemmo subito, perché chi ovviamente si occupa del sito ha un occhio in quell'infernale meccanismo che ti serve a capire qual è il contenuto più letto in questo momento, l'argomento, eccetera, eccetera. E ci accorgemmo che improvvisamente questa notizia che noi non avevamo assolutamente trattato, che era questa del gatto che sarà malato di Covid, ebbe una impennata di visualizzazioni, cioè una cosa mai vista. E praticamente ci accorgemmo anche che nella condivisione sui social di questa notizia eravamo diventati l'obiettivo dello shitstorm di mezza Italia per avere scritto di un gatto che probabilmente si era ammalato di Covid. Questo per dire anche come certe volte la sensibilità del lettore, l'interesse del lettore può anche andare su alcune cose che noi riteniamo molto marginali, quindi evidentemente ci deve essere una grande quantità di persone che sul fatto che amino i gatti, chi è che non ama i gatti? Tutti quanti amano i gatti, ma che praticamente in quell'occasione diventarono anche particolarmente aggressivi nei confronti nostri, cioè come se noi ce l'avessimo con i gatti. Quindi Sì, ma anche di queste notizie, diciamo, chiamiamole così, leggerissime, ne sono stato anche protagonista io direttamente con Sicilia Home Press, quando per esempio io lo so, seguo per 4-5 ore il Consiglio Comunale, prendo appunti, mi vado a studiare la legge, le votazioni, quelle che sono insomma gli interventi dei vari consiglieri, la metto su Sicilia Home Press e vado a 3.000, 3.200. Mi sento veramente importante, dico porca miseria, 3.000 persone. Poi arriva Leonardo Pitruzzella, senza fare il nome, che è un nostro collaboratore, e scrive che l'altro ieri hanno bevuto lo spritz con la bandierina e se ne vanno 90.000. Dico io, ma Gesù mio misericordia, professore, sono queste le notizie che interessano. E se tu magari mi dai anche per te, diciamo, un caso curioso di cui sei stato... Le dinamiche sono molto particolari. Sono diverse. La logica dei social non è la logica della vita, è una logica completamente diversa, perché nel mondo virtuale ma erano tutte e due notizie scritte sullo stesso giornale, sullo stesso giornale, tutte e due. Sì, ma viaggiano completamente. Però dipende il gradimento. Prego, lo vedi anche dal tuo profilo personale.
pubblichi una cretinata, ci sono tanti like, pubblichi una cosa seria, non ti viene nessuno dietro. No, a me una cosa che mi ha fatto tanto ridere è stata tutta la comunicazione sui congiunti, quando a un certo punto hanno detto che si potevano incontrare i congiunti. E io su questo ho fatto un pezzo abbastanza buffo, dove ho in qualche modo detto, ho fatto, diciamo, una delle mie piraterie la domenica sulla Sicilia, dove dicevo, insomma, attenzione, chi è congiunto e chi non è congiunto. Si è cominciato a dire ma l'amante è congiunto o non è congiunta, i cugini sono congiunti, gli amici veri sono congiunti. E insomma, ho fatto questo pezzo abbastanza buffo in cui parlavo del rapporto tra congiunti e congiuntivi, no? Però, insomma, diciamo che questo pezzo l'ho scritto perché mi sono reso conto che a volte diciamo, la comunicazione istituzionale poi crolla su alcune parole messe in un certo modo, perché poi tra l'altro c'era il Presidente del Consiglio che diceva una cosa, poi veniva pubblicato il DPCM, dopo c'erano le FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio, sul portale della Presidenza del Consiglio, in cui si rispondeva che cos'erano veramente i congiunti. Insomma, secondo me c'è stato in tutto questo periodo una grandissima confusione, per questo era molto facile anche cadere nelle fake news, perché le fake news erano scritte in maniera talmente verosimile che sembravano vere. Però se andiamo dietro alla logica dei social, è una logica completamente diversa da quella che noi in qualche modo pensiamo. Devo dire, a me quello che è piaciuto tantissimo è che nonostante fossimo chiusi in casa, che nonostante avessimo problemi economici, abbiamo continuato a scherzare, a ridere, a fare battute su questa nuova situazione. Oggi dobbiamo dire che le cose sono molto diverse. C'è chi è affetto, dicono gli psicologi, da questa sindrome da capanna, cioè che tu vuoi stare sempre a casa e non esci mai, perché di fatto è successo che all'andata, cioè quando c'è stato il lockdown, ci hanno detto chiudetevi in casa e non uscite. Lì abbiamo avvertito veramente male questa cosa, è stata molto claustrofobica. Oggi che ci hanno detto uscite però con la mascherina e state attenti, ora stiamo cominciando ad avere paura ad incontrare gli altri, ad avvicinarci, perché cambiano completamente i nostri rapporti. Quindi questo distanziamento probabilmente per tanti mesi cambierà anche il nostro modo di essere e di vivere. Lo dico soprattutto noi al sud, che se non ci abbracciamo e ci baciamo anche tra uomini ci possono scattare anche le offese. Il nostro vivere è proprio questo. Franco Pullara, un piccolo grande aneddoto che ha caratterizzato il tuo essere giornalista o il tuo giornale proprio in questo periodo di emergenza Covid. Io ne ho due, uno del giornale e uno personale. Quello del giornale, ritornando al suo discorso della narrazione del Consiglio Comunale, che poi sono in bocca a leggerla, mentre la notizia poi irrilevante se la leggono tutta, e tu ti ricorderai anche, noi abbiamo dato notizie tutti i giorni sul coronavirus, sui numeri, sulle cose. Poi abbiamo pubblicato un articolo sulla presenza dei carabinieri a Favara e a San Leone, che controllavano le inosservanze dei cittadini sulla disposizione nazionale. Quell'articolo ebbe un'impennata spaventosa, tanto da chiedersi: ma siamo più preoccupati dei carabinieri o del coronavirus? Questo è stato il fatto, l'aneddoto legato al giornale. Mentre in questo periodo, come giornalisti, accorti pure voi, siamo diventati un pochettino punto del riferimento della nostra collettività, che ci chiamano i lettori spessissimo per avere ancora più dettagli, più notizie sulle notizie, ma stranamente siamo diventati un appendice degli uffici comunali. Io sono arrivato al punto che cammino con il bigliettino degli orari e delle giornate di conferimento della spazzatura e dei turni dell'acqua, perché tra l'altro mi chiamano anche per questo. Siamo entrati nel tessuto sociale. Questo periodo ci è servito anche per essere più conosciuti e così siamo entrati nel tessuto sociale della nostra collettività. Siamo cresciuti in pratica. Filippo, cosa mi racconti tu di qualcosa di curioso invece che ti è successo personalmente o di cui ne sei stato testimone?
più che curioso, qualcosa che mi ha fatto tanta tenerezza, perché siamo stati 24 ore sempre davanti al PC, ma essendo diventati punti di riferimento, come ha detto Franco, io ho ricevuto diverse telefonate da parte di persone dializzate, perché a Sciacca, arrivato a un certo punto, arrivò il commissario ad Acda, il quale mi annunciò che mi deve querelare, non so qual è il motivo, però le querele si presentano e non si preannunciano, insomma, però questo è un'altra cosa. E allora l'ospedale diventò una sorta di perimetro blindato, per cui le patologie normali non accedevano più in ospedale. Ma c'era il gruppo dei dializzati, che sono una sessantina, che vengono da Ribera, da Sant'Anna, da San Caltabellotta, non solo da Sciacca. Allora ad un certo punto mi chiama questa persona, la moglie, perché che cosa avevano messo in atto? Che anche in nefrologia per i dializzati bisognava entrare dalla tenda triage per prendere misurare la temperatura. Ora questi già vivono una vita di sofferenza, partono da casa, chi in macchina, chi col pulmino, comunque misurano la febbre, perché loro sanno benissimo che non possono fare la dialisi se hanno la febbre. Quindi arrivata a Sciacca, in ospedale non entravano più dal solito ingresso, e comunque avevano sempre le infermiere che misuravano la temperatura, ma dovevano passare dal triage. Questi astronauti, perché erano vestiti da astronauti, misuravano la febbre e poi dicevano: lei può entrare, lei non può entrare. Questo povero disgraziato anziano, che era sceso da Caltabellotta, e vi ricordate che fino a qualche giorno fa c'era poi la temperatura alta, per cui stando in macchina aveva una temperatura che andava oltre i 37 gradi e mezzo. Non appena misurarono la temperatura ci sono altri: lei non può entrare, lei deve tornarsene. Ma come? Sì, io devo fare la dialisi. No, non può essere. E perché la temperatura? E quell'anziano in siciliano spiegava alla scienza che lui aveva la temperatura alta perché era stato chiuso dentro la macchina, quindi con la temperatura e i raggi del sole. La cosa che mi ha fatto tenerezza e mi disse: lo sai che ci disse a mio marito? Scendesse dalla macchina, si mettesse sotto un albero, fra un'oretta poi ritorna, così nel frattempo piglia un'oretta d'aria fresca e le si abbassa la temperatura. Ne ho fatto una battaglia contro il commissario, perché ce l'ha morte con me, lo devo dire, per difendere gli interessi della comunità. Finalmente l'esperienza e la saggezza ha prevalso sulla scienza, per cui i dializzati non fanno più avanti e indietro, tenda contro tenda per ritornare di nuovo nel reparto, accedono direttamente, e sinceramente mi sento soddisfatto di aver risolto un problema per gente che soffre quasi quotidianamente, perché un giorno sì e un giorno no deve fare la dialisi. Bene, grazie di questo tuo racconto, Filippo. E allora, Arturo, in televisione che è successo qualcosa, ti ha fatto ridere, ti ha fatto riflettere, ce la vuoi partecipare? Ma io più che un aneddoto vorrei raccontare che in questo periodo ho avuto un'esperienza, diciamo così, impegnativa. Ho conosciuto l'ingegnere Diomede, responsabile della REA, Radio Emittenti Associate di tutta Italia, un sindacato che rappresenta le radio e le televisioni, quelle più piccole, diciamo, non quelle più grosse, perché quelle sono già lottizzate con Confindustria e con Aeranti. Per cui mi arrivò un comunicato stampa, mi piacque, c'era anche un video grazioso e feci un servizio. Poi glielo mandai, lui mi chiamò e mi disse: senti, la REA da qualche mese, insomma, da quando è uscito il digitale, dice, non, per motivi loro interni organizzativi, dice, non è rappresentata. Dice: che fa? Vorresti fare azioni di proselitismo verso altri colleghi, così? Va bene, mi diede l'indirizzo di un collega di Gela, di Radio Gela Casciana, e ci siamo messi così a contattare alcuni colleghi di radio e televisioni della Sicilia, finché, dico, racconto brevemente perché il tempo vedo che siamo quasi alla fine, abbiamo costituito la REA siciliana. Siamo circa una
50-60 diciamo, aderenti tra radio e televisioni, locali, piccole, medie, insomma, e stiamo cercando di ottenere a livello sindacale una presenza anche nazionale, perché vedete, proprio oggi hanno approvato 50 milioni, un fondo di 50 milioni di euro per le radio e le televisioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, proprio destinato all'emergenza Covid alle radio e alle televisioni. Ebbene, la suddivisione avverrà secondo un criterio stabilito dalla legge 146 del 23 agosto, dove vanno alle prime 100 televisioni italiane, e per cui tutte le altre saranno escluse. Allora stiamo cercando a livello di sindacato, siccome abbiamo fatto tutto il nostro lavoro, non capiamo perché davanti alla legge siamo tutti uguali e davanti al Ministero dello Sviluppo Economico questi soldi, 50 milioni di euro per il Covid-19, devono andare solo alle solite emittenti appartenenti a delle lobby ben precise, FRT, Confindustria e Anticolaro. Lo dico, faccio nome e cognome. Io ho 40 anni che faccio televisione, tante altre televisioni, se siamo uguali, la legge è uguale per tutti, la distribuzione deve essere equa per tutti. Se uno ha 100 dipendenti è chiaro che prende soldi per 100 dipendenti, se uno ne ha uno dipendente è chiaro che prende soldi per un dipendente. Purtroppo il Ministero dello Sviluppo Economico, diretto dal ministro Patuelli e tutti quelli che sono lì, fanno orecchie da mercante. Abbiamo fatto tantissime interpellanze tramite alcuni parlamentari, alcune cose, speriamo di ottenere un risultato, perché dico, il periodo più nero di 40 anni di televisione io l'ho vissuto in questi 2 mesi, tutti i negozi chiusi, neanche una pubblicità. Che cosa dovevamo pubblicizzare? Ecco, questo è quello che vorrei dire e che ricorderò sempre in 40 anni di attività televisiva della mia azienda. Bene, l'ho ricordato anche Arturo, il tempo che trascorre, un'ora, insomma, è il tempo canonico della mia trasmissione, però anche in questo momento particolare e anche in una trasmissione che va in videoconferenza rimane sempre quello che è la nostra struttura principale, ovvero il saluto finale e il ringraziamento non fatto in maniera così, diciamo, banale, grazie dell'invito, arrivederci, eccetera eccetera, ma voglio che sia fatto con un pensiero, con una frase, con una citazione, insomma con qualcosa anche di quello che ne è venuto fuori durante la trasmissione odierna. Io do 30 secondi in più a Fabio Russello che inizia, perché so che lui, a proposito di fake news, è un cultore di Lercio, ma Lercio lo sappiamo, insomma, che quello come si dice, pubblica soltanto quello, quindi diciamo che quelle sono le fake news ufficiali, giusto Fabio? Prima una battuta su Lercio e poi la tua riflessione e il tuo saluto. Grazie, accenditi il microfono. Lercio perché innanzitutto fa delle bufale che sono ovviamente riconoscibili, che serve a prendere in giro sostanzialmente quelli che su queste bufale, diciamo, ci fanno poesia, per così dire. Infatti quando tu dici qualcosa che è eclatante, però è vera, dice, vedi che non è Lercio, non è Lercio. Esatto. Subito per spiegare che potrebbe essere talmente assurda che potrebbe sembrare inverosimile, ma che purtroppo è vera. Però la mia riflessione... Il tuo saluto e la tua riflessione, sì, grazie. È esattamente questa, che è collegata alla questione delle fake news, cioè ci siamo accorti in tempo di Covid che chiunque può accedere, come dire, ai social e può creare un sito in 5 minuti. Quindi dovete fidarvi di chi, io lo parlo ovviamente con chi ci sta vedendo, con un utente dei siti internet, un lettore del giornale, un telespettatore. Fidatevi di chi questo mestiere lo fa per mestiere, quindi vuol dire che fa delle verifiche e che ha anche ha un codice deontologico che ci impedisce di truffare il lettore, perché il giornalista ha questa funzione, vi dà le notizie ma dopo che sono verificate, quindi non fidatevi dell'audio che vi arriva su WhatsApp del tizio dell'ospedale che ha visto qualcuno vestito da uomo ragno che magari è un possibile untore del Covid. Fidatevi dei giornalisti e di chi fa questo mestiere per mestiere. Bene, grazie Fabio Russello. Il saluto di Franco Pullara, direttore di Sicilian Press.
Ecco, io mi collego al discorso di Fabio. Fidatevi dei giornalisti e dei giornali. Se la notizia non c'è, è perché non c'è la notizia. Quella notizia che danno gli altri, la bufala, non la trovate, non fate la differenza sul fatto di la non c'è vuol dire che non la vogliono scrivere. Non c'è perché non c'è nessuna notizia. Noi saremo sempre sul pezzo, lo saremo sempre perché chi fa questo nostro mestiere lo fa per vocazione. Se non ha la vocazione non farà mai il giornalismo, non esiste, perché è un lavoro stancante e i lavori che stancano si fanno solo con la vocazione. Se non c'è non si riesce a farlo. Il mio augurio è sui numeri adesso, voglio salutare sui numeri. Tre persone su 1000 tamponi risultano positivi, 3 su 1000. È un numero bellissimo, fantastico. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, però stiamo attenti, mascherine e guanti, perché la nostra economia ha bisogno di guarire subito dal coronavirus. Grazie a tutti voi. Grazie a Franco Pullara. Il saluto e il ringraziamento per Filippo Cardinale. Intanto vi ringrazio, vi abbraccio con tanto affetto come tutti i telespettatori. Poi abbiate fiducia che la terra non è piatta, ma questo per dirvi abbiate fiducia nell'informazione dei professionisti, perché solo attraverso tale informazione voi altri avete la fondatezza delle notizie, la certezza delle notizie, la ponderatezza delle notizie. Tutto sommato è richiedere il meglio, non per noi, ma per voi stessi. E quindi abbiate fede in chi in questa professione mette passione, mette tempo, mette cura alla ricerca della notizia che sia fondata e che non sia la bufala, quella famosa bufala che deve essere solo la mozzarella campana, che è ottima. Grazie Filippo Cardinale. Direttore Cantella, dirti grazie è poco, insomma, è da 40 anni che mi sopporti e mi supporti, insomma, però Target so che diciamo, ti sta direttamente nel cuore, dai. Io ringrazio te, ringrazio tutti i colleghi. Speriamo di fare un'altra puntata magari più avanti dedicata ad altri colleghi che non per motivi vari. Senti, io il ringraziamento che vorrei fare personalmente per quello che è stata la mia esperienza, vorrei farla ai sindaci, ai tanti sindaci della nostra provincia che si sono resi disponibili e che hanno rappresentato veramente la trincea tra lo Stato e il cittadino e loro in mezzo a cercare di pensare ai bonus spesa, agli indigenti, alle sanificazioni, e devo dire alla loro disponibilità che quando chiamavamo ci davano subito delle notizie perché erano i primi a saperli, insomma, per cui è giusto secondo me personalmente fare un ringraziamento a tutti i sindaci della provincia che veramente hanno fatto tantissimo e personalmente insomma li ho trovati con un grande spirito di collaborazione. Bene, grazie, mi associo al ringraziamento dei sindaci, loro in prima fila, in trincea proprio su tutto, anche nell'emergenza Covid. Il chiarissimo professore Francesco Pira, da te ci aspettiamo qualcosa di più erudito, dai. Ma io voglio solo dire che in tutti questi giorni, che sono stati giorni davvero molto pesanti di lavoro, sono stati giorni in cui abbiamo veramente riflettuto anche su quella che è la nostra vita. La cosa che io ho detto ai miei studenti facendo lezione online è che mai dobbiamo perdere la speranza, che anche nei momenti che ci sembrano più terribili, più bui, non dobbiamo mai perdere la speranza. E devo dire, bisogna sempre cercare di tenere la barra dritta su questo, e una buona informazione ci aiuta anche a non perdere la speranza. Bene, questo è stato Target speciale al tempo del coronavirus. Abbiamo parlato dell'informazione, delle notizie, del modo di fare giornalismo anche in questo particolare periodo che ci vede coinvolti, e anche i giornalisti naturalmente. Grazie Fabio Russello, buon lavoro con la carta stampata e anche adesso con la tua responsabilità del sito del giornale La Sicilia. Grazie a Franco Pullara e il suo Sicilia Home Press. Filippo Cardinale, mi ricordi il tuo giornale, Filippo? Corriere di Sciacca.
Corriere di Sciacca, grazie naturalmente ad Arturo e tutta Grazie, Televideo grazie. Agrigento, il carissimo e chiarissimo professor Francesco Pira, e grazie soprattutto ai nostri telespettatori che anche questa volta in situazione di diretta streaming e di videoconferenza hanno avuto la bontà di seguire Target. Buona serata a tutti.